Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, protocollo d'intesa firmata ad Agrigento tra i ministri Musumeci e Sangiuliano. Elly Schlein, segretaria nazionale del PD in Sicilia, il 1° maggio della CGIL. In piazza a Raffadali un corteo e un comizio, non c'è niente da festeggiare, troppo precariato. A Montevago sfilata dei trattori per la festa dei lavoratori. Lampedusa, dopo le proteste al via trasferimenti, il centro di prima accoglienza si svuota lentamente. Ieri il questore sull'isola compra palloni e teglie di pizza per sedare gli animi. Calcio eccellenza, il Favara accede in finale playoff, giocherà domenica prossima contro l'Enna. Basket a 2, Nardò batte la Fortitudo Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci ad Agrigento, capitale italiana della cultura, nel 2025 per firmare un protocollo d'intesa per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Presente anche l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Paolo Francesco Scarpinato. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci stamani ad Agrigento, capitale della cultura 2025, hanno firmato un protocollo d'intesa per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Presente anche l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato e il sindaco della città Francesco Miccichè. Il protocollo innanzitutto parte da un dato che oserei definire storico e culturale. Il mondo subacqueo è stato definito anche dalle carte internazionali come il rinvenimento di tracce di esistenza umana all'interno del mare. Qui siamo al centro del Mediterraneo. Il Mediterraneo io lo definirei la mappa della nostra storia e della nostra identità nazionale. Partendo dal mondo greco, poi al mondo romano, la presenza degli arabi in alcune parti della Sicilia, l'arrivo dei normanni. Ecco, tutto questo si svolge all'interno e sullo scenario del Mediterraneo, fino alle ultime vicende di geopolitica che sono piuttosto rilevanti ed importanti. Quindi valorizzare l'archeologia subacquea, e ringrazio il mio collega e soprattutto amico Nello Musumeci per avermi dato questa occasione di essere qui ad Agrigento, significa, come dire, riconsiderare tutta la nostra storia, oltre a creare delle grandi opportunità di sviluppo turistico-culturale, che è una parte importante del nostro futuro socio-economico. Del subacqueo conosciamo soltanto il 20% nel mondo. Tenete conto che il mare copre circa il 72-73% della superficie terrestre e questo mistero che incombe sul subacqueo deve essere necessariamente illuminato da ricerche, da sopralluoghi, da esplorazioni affidate al mondo della tecnica, al mondo della scienza, al mondo amatoriale. Noi abbiamo pensato con il collega e amico Ministro Sangiuliano di poter sottoscrivere questo documento perché consacra un impegno fra i due ministeri, quello della cultura e quello del mare, e lo fa in una terra come la Sicilia, che ha visto restituiti dai fondali marini reperti di straordinaria bellezza. Vi ricordo che come regione abbiamo finalmente realizzato il Museo delle Navi Greche a Gela e abbiamo esposto per la prima volta i relitti della nave che risale al IV secolo a.C., restituita proprio dalle acque antistanti il Golfo Gelese. E poi gli impegni futuri, perché l'archeologia subacquea, e più avanti diremo anche alcuni particolari, costituisce una preziosa occasione di promozione turistica, sia per quello che sta
sott'acqua, sia per quello che il mare ci ha consegnato e che abbiamo esposto e dovremo continuare ad esporre in adeguati spazi museali. Quindi è un rapporto di collaborazione fra due ministeri che tendono a realizzare il programma del governo Meloni. Il governo vuole che ci sia una perfetta sintonia fra turismo, beni culturali, tutela e fruizione e valorizzazione, perché questa è la carta vincente sulla quale soprattutto le regioni del sud Italia possono e devono puntare. Penso che le parole oggi sono superflue. Si firmerà questo protocollo d'intesa per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo. Ed è importantissimo perché hanno voluto i due ministri scegliere la nostra Agrigento. Dico la nostra, dico la vostra, perché quando Agrigento è stata proclamata a Roma capitale della cultura 2025, io la prima cosa che ho detto è stata: oggi non ha vinto Agrigento, non ha vinto la Sicilia, ha vinto l'Italia intera. Consentitemi di superare quest'attimo di emozione che è legato a questo video meraviglioso, di questa meravigliosa terra. Sì, Sindaco, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana. Cos'è l'identità siciliana? L'identità siciliana è il connubio di odori, sapori, storia, cultura e anche mare. Oggi siamo qui grazie al ministro Musumeci e al ministro Sangiuliano, che hanno deciso di sottoscrivere un protocollo di intesa ad Agrigento. Agrigento, la nostra Agrigento che qualche giorno fa ha ottenuto un risultato per me epocale, capitale della cultura. Ma mi voglio soffermare sul mare, su questa meraviglia che ci fa trovare al centro del Mediterraneo. Ai ministri che hanno scelto Agrigento come luogo dove firmare questo importante accordo che lega e che riguarda il mondo culturale e il mondo del mare. La Sicilia è un'isola e quindi siamo ben felici e lieti di ospitare questa firma all'interno della Valle dei Templi, del parco più grande d'Europa, e di un parco che non è solo archeologico, che forse è conosciuto, ma che è anche paesaggistico e che ha nel paesaggio, nella cura del paesaggio, uno dei suoi punti di forza. Questa attestazione di questo lavoro e di questo patrimonio immenso che noi gestiamo e di cui siamo orgogliosi di gestire, di tutelare, valorizzare e custodire. Dopo le proteste degli ospiti dell'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa, alcuni di loro si trovano lì da oltre 2 settimane, è stata avviata oggi, martedì 2 maggio, la macchina dei trasferimenti. 61 minori non accompagnati saliranno sul traghetto di linea per Porto Empedocle, dove giungeranno in serata e da dove verranno poi smistati in varie regioni d'Italia. Domani verranno spostati una cinquantina ed entro venerdì saranno trasferiti tutti. A mobilitarsi per trovare dei posti disponibili, strutture della penisola in Sicilia sono tutte sature, è stato il commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti. Ieri circa 500 minori non accompagnati hanno protestato con cori e arrampicandosi sulla collinetta che sovrasta la struttura, perché si trovano a Lampedusa anche da 2 settimane e mezza. Dopo aver visto trasferire tutti gli adulti, mentre per loro non veniva programmato alcun intervento, è dilagato il malumore. Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, ieri presente a Lampedusa insieme ai suoi uomini, ha calmato gli animi impegnandosi a trovare una soluzione. Ha anche comprato dei palloni da calcio e da pallavolo e delle teglie di pizza. La protesta in serata si è quindi trasformata in festa. Stamani è arrivata la prima risposta concreta, il trasferimento dei primi 61 che andranno per la maggior parte nei comuni del nord. Elly Schlein, segretario nazionale del Partito Democratico, ha preso parte alla manifestazione del 1° maggio organizzata dalla CGIL in Sicilia, una marcia piena degli albanesi per ricordare il 76esimo anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano, che costò la vita a 11 persone riunite per la festa dei lavoratori. Vediamo.
C'è una giornata di festa, ma è anche una giornata di lotta, di mobilitazione, per chi il lavoro ce l'ha e ha bisogno di diritti e per chi il lavoro non ce l'ha e ha bisogno di lavoro. Nessuno di noi dovrebbe avere bisogno di lavoro, tutti abbiamo il diritto di lavorare, il dovere di lavorare per contribuire alla crescita della società, così come prevede la nostra Costituzione. Quindi questa è una giornata di ricordo e il 1° maggio, soprattutto a Portella della Ginestra, merita rispetto. Tutti i primi maggio che ci sono nel mondo e in Italia meritano rispetto e quindi in qualche modo questa giornata segna una tappa di un percorso di mobilitazione che continuerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con 3 grandi manifestazioni nazionali a Milano, a Bologna e a Napoli. Noi il 20 maggio saremo a Napoli per dire che questo Paese ha bisogno ancora di lavoro, di sviluppo e ha bisogno di diritti che debbono essere naturalmente ancora esauditi dal governo, dalla politica, dal Parlamento. Abbiamo bisogno di un lavoro che non sia precario e non abbiamo bisogno invece di un lavoro povero. Mario Ridulfo, segretario generale CGIL Palermo. Buon 1° maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Una giornata di lotta perché il lavoro è troppo povero e troppo precario in Italia. Lo sanno soprattutto le giovani generazioni, le donne, soprattutto al sud del nostro paese. Bisogna limitare i contratti a termine, bisogna fare una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata e bisogna approvare finalmente un salario minimo su cui il Partito Democratico continuerà a insistere. Fortunatamente non da solo, anche le altre forze di opposizione hanno proposte su questo tema. Continueremo a insistere che il nuovo lavoro digitale vada tutelato e regolato, perché non è possibile che nel 2023 ci siano lavori nuovi che 15 anni fa non esistevano, ma su cui ancora non ci sono tutele, non c'è diritto all'assicurazione, alle ferie e alla malattia. Così come credo che bisogna lanciare un forte messaggio di maggiori investimenti, risorse, formazione e anche assunzioni di ispettori del lavoro sul tema della sicurezza del lavoro. Ecco, anche su questo pensiamo che oggi occorra continuare a mobilitarsi. Ho rilasciato oggi un'intervista in cui raccontiamo quali sono le nostre proposte complessive e soprattutto ci scagliamo contro quello che pare il governo voglia mettere come una provocazione oggi all'interno del decreto, che hanno chiamato lavoro ma dovrebbero chiamare più onestamente decreto precarietà e povertà, perché abolisce sostanzialmente o comunque comprime fortemente le risorse per la povertà e dall'altra parte aumenta la precarietà. Quindi noi continuiamo a insistere che non sia quella la direzione giusta, continuiamo a insistere che ci serva andare verso un lavoro dignitoso, di qualità, più stabile e ben remunerato. In piazza Raffadali un corteo alle 16 e un comizio alle 18. Il segretario generale della CGIL, Alfonso Buscemi, non festeggia il 1° maggio, non c'è niente da festeggiare, troppo precariato. Vediamo. Compagne e compagni cittadini, è stata una lunga passeggiata, faticosa ma molto bella, davvero vissuta con intensità e quindi nel rispetto anche alla vostra durata fisica rientrerò dentro i 10 minuti canonici per portare il saluto delle organizzazioni sindacali e della CGIL che mi onoro di rappresentare. Lo stimolo del sindaco Cuffaro lo accetto tutto per intero e sin da adesso dico al sindaco Miccichè, siamo come sempre al fianco delle amministrazioni, chiediamo che si faccia subito un tavolo di regia con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni provinciali, le associazioni datoriali affinché ognuno ci metta la propria idea, affinché tutti potessimo concorrere per raggiungere gli obiettivi che questo strumento che è Agrigento della cultura ci mette a disposizione, sapendo che da solo è un titolo vuoto, perché se non si trovano le condizioni e creano le condizioni per essere accoglienti, socievoli, per garantire posti auto, per garantire la serenità di venire ad Agrigento e ricezione, falliremmo anche questo obiettivo e davvero questo sarà probabilmente l'ultimo treno che noi stiamo costruendo per provare a dare quella svolta che il sindaco Cuffaro auspicava. Giovanni Mangione ci ricordava che quest'anno
in occasione del 75 anni della Costituzione, CGIL Cisle Willy ha voluto ricordare l'articolo 1 della stessa Costituzione: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Oggi purtroppo sembra invece che sia una repubblica fondata sul lavoro precario, sul lavoro povero, sfruttato e con tanti morti, è stato già detto. Si deve prendere atto che se si vuole trovare una soluzione alla denatalità bisogna incominciare con i valori di base, perché un lavoro precario non dà certezza del futuro, non c'è serenità e quindi non si fa una famiglia e non si completa la stessa con i figli. Un lavoro che ancora oggi viene pagato poche centinaia di euro e ci sono stipendi che non arrivano neanche ai 1.000 euro, e anche quei stipendi che superano i 1.000-1.200 euro non riescono a consentire piena dignità ad una famiglia arrivare a fine mese, con un'inflazione che supera il 10% e la speculazione in atto che falcidia anche gli stipendi. Abbiamo visto i dati relativi ad accertamenti ispettivi di qualche settimana fa, dove nel mondo del commercio e del turismo ci sono picchi di lavoro nero che davvero sono preoccupanti, con il 75% delle aziende visitate che non hanno rispettato le norme di legge. In Sicilia si arriva ad evadere e ad eludere le norme persino al 95%. I famosi contratti stagionali che non rispettano i diritti elementari, e ancora la mancanza di sicurezza nei cantieri di lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto oltre 1.300 morti, 500.000 incidenti sui luoghi di lavoro. In questo quadro il Consiglio dei Ministri oggi vara un decreto che allunga i contratti a tempo determinato sino a 24 ore, in alcune circostanze anche a 36 ore, reintroduce i voucher, non affronta la questione dei contratti pirata in Italia. Abbiamo oltre 900 contratti di lavoro e solo poco più di 200 firmati dai sindacati confederali. Questo significa che le aziende si fanno i sindacati cosiddetti gialli pirata, si firmano gli accordi per poter pagare un lavoratore poche euro all'ora. Per quanto riguarda la sicurezza del lavoro invece si superano loro stessi. Non provvedono in assunzione degli ispettori, non provvedono il rafforzamento della medicina del lavoro. Invece viene ipotizzato che a certificare la sicurezza nei posti di lavoro siano i consulenti delle proprie aziende che li pagano e che quindi gli devono certificare che i documenti di valutazione di rischio sono in ordine. Per quanto riguarda l'ultima vergognosa norma fatta che incide pesantemente sulle morti sul lavoro è il codice degli appalti cosiddetto voluto dall'onorevole Salvini, il codice degli appalti che lascia libertà di andare in deroga da subappalto a subappalto, costringendo di fatto l'ultima azienda, per non fallire, a speculare, a risparmiare sia sui costi della qualità del lavoro, della qualità delle forniture, ma anche sulle dotazioni per le protezioni individuali. In questo quadro certamente non aiuta l'attuale legge per le pensioni. Hanno rimosso dai loro pensieri la legge Fornero, di cui anche qui l'onorevole Salvini ha costruito la propria carriera politica dicendo di abolire la legge Fornero, salvo poi tutte le volte che va al governo dimenticandosene. E anche qui incide violentemente per l'incolumità dei lavoratori. Il segretario CISL Sicilia Sebastiano Cappuccio lancia un messaggio in occasione del 1° maggio. Vediamolo. Il 1° maggio quest'anno è dedicato ai 75 anni della Costituzione. Abbiamo scelto di manifestare in tutti i territori proprio su questo grande tema. La Costituzione che deve mettere al centro i suoi valori, i suoi principi, ma soprattutto deve andare avanti sulle questioni fondamentali che sono legate al lavoro, ai giovani e alle donne. Anche in questa ragione noi pensiamo che il 1° maggio debba rappresentare tutto questo. Centralità dei confronti con la Regione sul lavoro, sui giovani, sulle donne,
su un nuovo welfare sociale, sulla sanità, sulle infrastrutture, su una piena riforma della pubblica amministrazione, mettendo al centro un grande confronto su quelle che sono le risorse enormi che abbiamo davanti, legate al Piano Nazionale di Resilienza e ai fondi comunitari europei. E questo è il grande impegno che noi spingiamo con il 1° maggio per fare in modo che attraverso un grande confronto con tutte le istituzioni locali, ma regionali soprattutto, si possa determinare una grande fase di rilancio e di crescita della regione, con al centro i temi della partecipazione del lavoro, che diventa l'elemento centrale per il rilancio di questa regione. 1° maggio a Montevago, sfilata dei trattori per la festa dei lavoratori. Vediamo. Questa comunità ha il suo fulcro e la sua economia proprio nell'agricoltura. Quindi il 1° maggio è un momento simbolico che ha dietro di sé radici remote per dire la storia, l'appartenenza, la cultura agricola di questa comunità. I figli che apprendono e poi gestiscono le aziende dei padri. Ecco, io credo che questo 1° maggio racchiuda tutto questo, quindi anche oggi, malgrado il tempo non bellissimo, noi siamo pronti per la tradizionale sfilata, un po' di musica, un po' di gioiosa allegria e un piccolo rinfresco alla fine. Oggi è la giornata dei lavoratori e la giornata del lavoro. Ancora una volta va ribadito e sottolineato che il lavoro dà la dignità all'uomo, che il lavoro deve essere giustamente retribuito. Tornando alle culture agricole, dico quanta fatica c'è dietro ad una raccolta di fine anno, che sia esso grano, ulivo, arance, vite, qualunque cosa, e quindi ancora una volta va ribadito il concetto di dignità del lavoro e della giusta paga dei lavoratori e del giusto prezzo dei prodotti che questi agricoltori portano nei vari mercati o nelle varie cantine per poter poi diciamo così, vendere il prodotto per cui hanno faticato un intero anno. Il progetto Spendiamoli insieme sperimenta ad Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte un percorso per rendere i processi di democrazia partecipata, obbligatori secondo una legge regionale per tutti i comuni siciliani, realmente partecipati, coinvolgendo ed includendo soprattutto le persone migranti. Arturo Cantella. Porto Empedocle oggi è protagonista di questo progetto che vede la democrazia partecipata tra gli obiettivi da raggiungere. Spendiamoli insieme è un progetto che stiamo facendo insieme ad Agrigento e a Realmonte proprio per incentivare alla presentazione delle domande della democrazia partecipata, ma non legata sempre e solo ai soliti soggetti, quindi alle associazioni che ogni anno presentano le loro proposte, ma cerchiamo di avvicinare le categorie più disagiate, soprattutto gli immigrati, gli stranieri. Verranno preparati tramite uno studio dei diritti politici, di come si lavora all'interno del nostro comune, delle istituzioni, verranno accompagnati perché anche loro possano presentare le loro idee, i loro progetti ed entrare a far parte in maniera totale della nostra comunità. Porto Empedocle già è un tantino avanti sulla democrazia partecipata perché dal 2021 ha modificato già il regolamento del Consiglio Comunale, tant'è che non è più il Consiglio a votare